Primi esiti dell'autopsia. Giulia Cecchettin è morta subito dopo la lite per dissanguamento, tantissime coltellate profonde. Intanto in carcere Filippo Turetta ha parlato per ore con il pubblico ministero. I funerali di Giulia Cecchettin dovrebbero svolgersi il 5 dicembre. A Padova si prevede che parteciperanno oltre 10.000 persone. Questura al lavoro per garantire la sicurezza. Intitolare a Vigo Novo un parco a Giulia Cecchettin con panchine rosse e fiori bianchi. Questa è una delle richieste formalizzate alla prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Più di 1.000 multe a quasi 300 locali con oltre 100 sospensioni temporanee dell'attività, praticamente una ogni 3 giorni. È il bilancio dei controlli dell'ultimo anno della Polizia Locale di Venezia. A quasi un anno dalla manifestazione per la legalità a Mestre, la rete Riprendiamoci la città non esclude nuove mobilitazioni. L'emergenza sicurezza, dicono, non è ancora finita. Domani mattina alle 11 nella chiesa di San Nicolò al Lido i funerali di Roberto Magliocco, storico fondatore e presidente dell'Ascom. Forte cordoglio in città. Con dicembre torna la rubrica di Antenna 3, il tuo presepe. Potrete inviarci video delle vostre creazioni e mostreremo ogni giorno nei telegiornali. Buonasera, bentrovate edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Cominciamo con le notizie in apertura. Oggi il giorno della verità. Giulia Cecchettin è morta subito dopo la lite per dissanguamento, tantissime le coltellate profonde. Intanto in carcere Filippo Turetta ha parlato per ore con il pubblico ministero. In quel canalone a Barcis, quando Filippo Turetta l'ha lasciata sotto un sasso, Giulia Cecchettin era già senza vita, uccisa da numerose coltellate e ferite profonde. Morta per dissanguamento, la 22enne è deceduta per la rescissione dell'aorta, un massacro che non ha lasciato scampo alla studentessa. Questi primi risultati dell'autopsia durata tutta la giornata all'Obitorio di Medicina Legale di Padova. Dai diversi accertamenti anche quello per individuare eventuali tracce di violenza sessuale. Anna Aprile, dirigente dell'unità operativa di medicina legale dell'ospedale universitario di Padova, ha spiegato che sul corpo della ragazza è stata eseguita anche una TAC. Ulteriori esami medici più approfonditi e delicati potrebbero proseguire anche nelle prossime ore. Tra i quesiti peritali formulati dalla procura, gli specialisti dovranno rispondere anche a quella della datazione della morte, circoscrivendone con più precisione possibile anche l'orario. Nello stesso giorno l'interrogatorio fiume di Filippo Turetta nel carcere Montorio di Verona. Alle 11 nella casa circondariale è arrivato il pubblico ministero di Venezia Andrea Petroni. Poco dopo sono entrati gli avvocati del 22enne Giovanni Caruso e Monica Cornaviera. Ore di interrogatorio per ricostruire il massacro di Giulia Cecchettin. Da quel giorno terribile, l'11 novembre, quando l'ha aggredita 2 volte e poi l'ha caricata in auto ed ha iniziato la folle fuga fino in Germania, dove è stato arrestato. Turetta ha scelto di parlare. Nel primo interrogatorio, invece, aveva solo rilasciato qualche dichiarazione spontanea. Ora, un fiume in piena, ha collaborato rispondendo alle domande del magistrato. La procura potrebbe contestare l'aggravante della crudeltà, mentre l'interrogatorio si è concentrato soprattutto sulle ipotesi di una premeditazione. E i funerali di Giulia Cecchettin dovrebbero svolgersi il 5 di dicembre. A livello organizzativo abbiamo già iniziato quindi con la prefettura, con l'amministrazione comunale, anche con appunto il vescovo, tutte quelle che saranno le attività per appunto fare in modo che nella massima sicurezza si possa dare l'ultimo saluto e prevediamo che avremo una affluenza importante non solo all'interno della Basilica di Santa Giustina ma proprio in Prato della Valle con una partecipazione molto sentita per l'ultimo saluto a Giulia. La macchina organizzativa per i funerali di Giulia Cecchettin si è già messa in moto, visto che si attendono oltre 10.000 persone per l'ultimo saluto alla giovane uccisa da Filippo Turetta l'11 novembre, ritrovata una settimana dopo senza vita nei boschi di Piancavallo, vicino al lago di Barcis. Il questore di Padova, Marco Odorisio, da giorni sta lavorando per garantire la massima sicurezza. La Basilica di Santa Giustina, dove si celebrerà il funerale pubblico presieduto dal vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, alle 11 del mattino, può contenere circa 4.000 persone, ma
ma saranno allestiti dei maxi schermi all'esterno per consentire a quanti non riusciranno ad entrare in chiesa e sosterranno in Prato della Valle. Saranno possibili modifiche al traffico e si valuta la sospensione del servizio del tram nel tragitto di Prato della Valle durante la cerimonia. Al termine della funzione religiosa, che dovrebbe essere proprio martedì 5 dicembre, nel pomeriggio intorno alle 14:30 è previsto un momento di preghiera privato nella chiesa di Saonara, parrocchia a cui la famiglia Cecchettin è legata. Dopodiché Giulia potrà riposare nel cimitero del paese accanto a mamma Monica. Nel giorno delle esequie di Giulia, come annunciato dal presidente Luca Zaia, all'indomani del ritrovamento del corpo della ragazza, sarà lutto regionale. Intitolare un parco a Giulia Cecchettin con panchine rosse e fiori bianchi. Questa una delle richieste formalizzate alla prima seduta in assoluto del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Vigonovo. I componenti fanno parte delle classi medie della scuola De Gasperi. Le elezioni si erano svolte il 4 maggio. Il vice sindaco Luisa Sattin l'ha definita un'occasione preziosa per crescere come cittadini consapevoli dei loro diritti. All'ordine del giorno anche altre richieste, tra cui bidoni per la raccolta differenziata nei parchi e lavagne mobili per le aule esterne. Cambiamo argomento. Abbiamo trovato una situazione di grande difficoltà con un arretrato superiore al 63% rispetto all'inizio della legislatura del 2018. Lo ha detto stamani il vicepresidente del CSM Fabio Pinelli in un incontro con i magistrati a Venezia. Pinelli ha spiegato ai magistrati che è stato subito pensato un nuovo modello di organizzazione del lavoro. È arrivato il momento in cui la politica e magistratura e CSM, ha concluso, si siedono a un tavolo per capire se esistono soluzioni più moderne anche dal punto di vista tecnico per l'accesso alla funzione del magistrato. Noi ora vediamo qual è il bilancio dei controlli dell'ultimo anno della Polizia Locale di Venezia. Nel 2023 la Polizia Locale ha elevato per ora 1093 sanzioni a 284 tra bar e ristoranti di Venezia città, con oltre 100 provvedimenti di sospensione provvisoria dell'attività. Nessun sestiere escluso e anche il Lido, Murano e la Giudecca compaiono in questa speciale classifica di multi ai locali che vede sul podio Cannareggio con 73 tra bar e ristoranti sanzionati, quindi San Marco con 55 e Castello con 53. La sanzione più frequente, ripetuta 230 volte, è per uso improprio di plateatici, abusivi o eccedenti le misure autorizzate. Seguono 81 multe per rumori dopo le 23, uso di amplificatori esterni e spettacoli non autorizzati. Poi c'è di tutto: irregolarità relative alla pubblicità, mancanza dei pareri della soprintendenza, pubblicazione di foto dei menù sulle vetrine e sugli stipiti, applicazioni di telonerie, posizionamento di luci sottotenda e molto altro. Più di 1000 multe a quasi 300 locali con oltre 100 sospensioni provvisorie dell'attività, praticamente una ogni 3 giorni, e un bilancio commentato con soddisfazione dall'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce. L'assessore al commercio Sebastiano Costalonga ha lanciato un appello agli esercenti per il rispetto dei regolamenti. E la Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato 53.000 articoli non sicuri di bigiotteria, accessori d'abbigliamento, cancelleria, giocattoli e decorazioni natalizie durante una serie di controlli attivati in vista del Natale. Nel mirino 3 punti vendita tra Cannareggio e San Marco, riconducibili ad una società amministrata da una donna di origini cinesi. Sono state accertate violazioni amministrative punibili con sanzioni che vanno da un minimo di 516 ad un massimo di 25.800 euro per ognuno dei punti vendita. Noi ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, a tra poco. Rieccoci in studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Proseguiamo con le notizie. La rete Riprendiamoci la città torna a riunirsi e non esclude nuove mobilitazioni. L'emergenza sicurezza, dicono, non è ancora finita. L'hanno ribattezzata la marcia dei 5.000, ma sicuramente erano molti di più a sfilare, almeno idealmente, per le strade di Mestre quel 24 febbraio per chiedere sicurezza, legalità, riqualificazione urbana e potenziamento dei servizi sociali allo slogan di Riprendiamoci la città. Motto che dà il nome anche alla rete di gruppi, associazioni e comitati che si formava esattamente un anno fa a questo scopo e che ora farà il punto in un'assemblea pubblica mercoledì 6 dicembre alle 18 al Teatro Colbe di Viale Ardi.
L'aria che tira è quella che c'è ancora bisogno di mobilitarsi. Se abbiamo visto nell'anno di quest'anno che una parte di servizi su strada, in particolar modo rivolti alle persone che usano sostanze stupefacenti, qualcosa è stato attivato, e non sufficiente riteniamo, però ne va dato atto. Per quanto riguarda gli altri temi abbiamo visto delle grandi operazioni di polizia, abbiamo visto un nulla o quasi sul recupero di tutte le zone abbandonate, degli stabili vuoti, delle case pubbliche che sono tuttora chiuse. Dopo un anno di incontri, iniziative di approfondimento, cene di quartiere, motivi per ritrovarsi non mancano, perché seppur vero che qualche passo in avanti è stato fatto, è anche vero che l'area di disagio da tempo non è più confinata in via Piave, ma è estesa in molte zone del comune. A Mestre l'ultimo fenomeno è la comparsa di fili spinati a difesa delle proprietà. La paura è legittima e uno si difende con i mezzi che si trova a disposizione. Che sia questa la soluzione del problema non credo. Fili spinati e muri hanno solamente ridotto parzialmente i fenomeni, ma poi si deve uscire di casa e là non ci sono più fili spinati e muri, ma si cammina per strada. Ecco, camminare per strada in tranquillità e libertà è una cosa importante per tutti. Atti vandalici negli ascensori appena installati da Insula nel rione Pertini. Insula corre ai ripari installando nuove chiavi elettroniche. Nel giro di 24-48 ore purtroppo i due primi ascensori sono già risultati fuori servizio perché ci sono stati dei danni. 2 elevatori costati 60.000 euro e installati nei condomini di via Gavagnin nel rione Pertini sono stati messi fuori uso a poche ore dalla consegna. Nel primo caso ignoti hanno rotto la serratura esterna che serve per avviarlo, rovinando tutti i contatti. Chi aveva le chiavi o chi non aveva le chiavi ha forzato l'utilizzo e ovviamente ha rotto tutto il meccanismo. Questo ascensore è stato già riparato, i tecnici sono intervenuti nella giornata odierna, stiamo però cercando di migliorare il sistema perché verranno sostituite le chiavi con dei tag elettronici che saranno di più facile utilizzo per tutti. L'altro ascensore non è ancora utilizzabile? No, l'altro ascensore non è ancora utilizzabile perché i danni sono maggiori. Andiamo a vedere cosa hanno fatto. Sì. Qui invece ci sono state divelte alcune inferriate dell'ascensore perché degli inquilini sono rimasti bloccati dentro. Erano rimasti bloccati, hanno chiamato i soccorsi e poi? Erano rimasti bloccati, hanno chiamato i soccorsi, però non li hanno aspettati, i soccorsi sono usciti da soli rompendo l'ascensore. Grazie al bonus 110% in questo complesso di via Gavagnin sono stati ristrutturati 38 alloggi di 2 blocchi, la cui costruzione era stata ultimata nel 1984. Risparmio energetico ed ascensori per i residenti del secondo piano. In questa occasione la ditta installatrice si è resa disponibile nel sistemare i danni nell'impianto senza ulteriori costi né per Insula né per gli inquilini che li utilizzano. È ovvio che in futuro non potrà essere sempre così. Nuove chiavette elettroniche e corsi sull'utilizzo del montacarichi. Ci si augura che questi atti vandalici non riaccadano più. Presentato il bilancio di genere dell'azienda sanitaria Serenissima, dalla ricerca emerge che le donne vivono 5 anni in più degli uomini e che necessitano di meno cure in ospedale. In azienda tra i dirigenti le donne sono la maggioranza. Ci sarà tutta la città di Venezia domani mattina alle 11 nella chiesa di San Nicolò al Lido di Venezia. Per l'ultimo saluto a Roberto Magliocco, storico fondatore e presidente dell'Arcom di Venezia, che ha contribuito a fondare nel 1992, diventando poi per oltre 30 anni un punto di riferimento per l'intero commercio a Venezia, non solo in aree libere. Ma Magliocco, nel suo servizio alla città, è stato anche consigliere comunale a Ca' Farsetti, presidente di Assonautica Venezia per 2 mandati, promuovendo una nautica sostenibile in laguna, numero 1 di Venice Convention e del Tennis Club Lido. Qui un suo passaggio in una delle sue ultime interviste a Media Nord-Est il 31 dicembre dello scorso anno. Trovo un po' scandaloso il fatto che la Marittima sia abbandonata a se stessa, una città che è nata sul mare e che da sul mare ha trovato la sua forza, i suoi tesori, adesso tutto su un colpo faccia la guerra
ai traffici marittimi. Domani ci saranno i commercianti, le categorie, gli amici. Tutti si stringeranno alla famiglia, alla moglie Gabriella e alle 3 figlie, Roberta, Claudia e Sabrina. Così lo ricorda Roberto Pancera, che pochi giorni fa ha ricevuto il suo testimone alla guida di Ascom Venezia. Ci lascia un ricordo importante, un esempio di persona dedita al lavoro, alla passione, alla tenacia, alla voglia di raggiungere risultati per la propria categoria. Questo è il servizio sulla scomparsa di Magliocco. Ovviamente ci occuperemo della questione di genere nel telegiornale di domani. Invece torna sulla nostra emittente la rubrica Il tuo presepe. Da oggi potrete iniziare a spedirci le vostre natalità. Voi come ogni anno, noi come ogni anno le manderemo in onda. Attesa e richiesta da tantissimi telespettatori, torna la rubrica Il tuo presepe. Lo scorso anno moltissimi sono stati i vostri filmati dalle creazioni tradizionali, particolari, ma anche innovative della vostra natività. E dunque vi aspettiamo ancora più numerosi. Il nostro lungo viaggio fino al giorno di Natale inizia qui. Presepi all'interno delle vostre abitazioni, creati da voi, in giardino, sotto l'albero, ma anche creazioni realizzate nelle chiese, nelle piazze delle vostre città. Raccogliamo e diffondiamo le immagini del grande mistero della nascita di Gesù. Basterà inviarci brevi video realizzati tenendo il cellulare in orizzontale. E se vorrete, registrate anche i vostri auguri, perché il Natale è più bello se condiviso. Il numero è sempre lo stesso, manderemo in onda i video che ci invierete su WhatsApp al 351 1755 340. Ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese fatte in orizzontale. Specificate il vostro nome e cognome e il vostro comune di residenza, se volete i vostri auguri e la descrizione del vostro presepe. Noi siamo pronti a ricevere i vostri video e condividerli assieme a tutti voi. Con questo è tutto, ora al meteo, una buona serata, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Perturbazione ancora in transito. Da domenica migliora il tempo, ma si farà sentire il freddo. Vediamo intanto il dettaglio di sabato 2 dicembre. Sul Veneto avremo una spiccata instabilità con nubi irregolari associate a precipitazioni discontinue, anche a carattere di rovescio. In serata tendenza ad esaurimento dei fenomeni un po' ovunque, limite della neve intorno ai 1000 metri. Vediamo le temperature che saranno sostanzialmente stazionarie, minime tra 3 e 6 gradi, massime in calo tra 10 e 13 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui non mancheranno le piogge un po' dappertutto, localmente intense, nevicate abbondanti fino a fondovalle sulle Alpi. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sui 12-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo precipitazioni specie al mattino e venti in intensificazione. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 9-11 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.